Condizioni dei migranti come sono? Ma complessivamente sono buone, abbiamo effettuato solo qualche ricovero, tra cui appunto un dializzato che era diversi giorni che necessitava di dialisi, quindi ovviamente questo è sceso per primo e insieme al nostro personale medico e nonché sanitario è stato accompagnato in ospedale. Però complessivamente la situazione va bene, c'è qualche ustionato, ma spesso ci capita, visto che il trasferimento di questi migranti spesso li porta ad avere contatto con delle sostanze chimiche altamente appunto, che provocano ustioni di secondo e terzo grado, però per il resto tutto questo caso e questi casi sporadici va tutto bene. Rischio Ebola? No, anche questo si parla di allarmismo perché finora possiamo dire che tutti gli sbarchi sono in protezione, il personale della sanità marittima insieme al nostro personale prima di effettuare lo sbarco fa una visita accurata su tutti i migranti e anche il Ministero della Salute in tal senso dà serenità e tranquillità, non di meno tutto il nostro personale sia infermieristico che medico opera con massima tutela, quindi dalle mascherine ai DP completi affinché questi tipi di malattie come l'Ebola ma anche con la TBC che si trasmettono tramite i fluidi possano avere tutte le tutele del caso.